Anche oggi più di 20.000 contagiati in Italia e 1.000, quasi 1.000 in Friuli Venezia Giulia. I vaccini vanno a rilento, sapete dopo lo stop di AstraZeneca ci sono buone notizie per quanto riguarda l'inoculazione perché inizieranno quelle nelle aziende grazie a un patto con la Regione firmato oggi e la presenza anche del Ministro Gelmini. Insomma in questa situazione di chiaroscuro il Friuli Venezia Giulia cerca di uscire e probabilmente uscirà molto più lentamente rispetto ad altre regioni da questa zona rossa che ci accompagnerà fino a Pasqua intanto quasi sicuramente se non oltre. Andiamo a vedere direttamente cosa accade nelle terapie intensive. Noi sappiamo del numero che sono circa 77, un poco meno di 80 le persone che sono in rianimazione in tutto il Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere la situazione a Udine. Dovremo avere in collegamento con noi Flavio Bassi, che è il primario della rianimazione 2 dell'ospedale di Udine. Buonasera, salve dottore. Buonasera. Allora, la situazione è più grave del previsto in questo momento, di quella che magari ci si aspettava fino a qualche mese fa, quando tutti pensavamo che con l'arrivo della zona gialla si potesse essere la strada un po' in discesa? In realtà la strada era iniziata in discesa dall'inizio di febbraio, no? Quindi da fine gennaio a inizio febbraio la curva si era lievemente ridotta e quindi come diciamo, tendente in discesa. Probabilmente quello che poi tutti ci aspettavamo, che diciamo così, le zone gialle hanno permesso diciamo, un'importante diffusione, una veloce diffusione del virus e probabilmente anche facilitata dalla variante, no? Dalla variante inglese, dove anche qui a Udine siamo praticamente intorno quasi al 50% della variante inglese, forse anche di più. E diciamo, da metà della settimana scorsa, quindi da mercoledì, giovedì della settimana scorsa, c'è stata un'impennata di ingressi in pronto soccorso e quindi di arrivi anche di pazienti con diciamo, una gravità importante per quanto concerne la parte diciamo, dell'insufficienza respiratoria. E anche noi abbiamo ovviamente incrementato, già eravamo praticamente saturi, perché il problema di questa terza ondata è che partivamo già con una capacità di cortoletto intensivo e semi-intensivo già al massimo della capienza e quindi trovarsi di fronte a un'ondata rapida, veloce come questa ci sta mettendo in difficoltà, anche se finora siamo riusciti a dare diciamo, delle risposte a tutti i pazienti che arrivano. Quindi anche noi abbiamo incrementato ulteriormente diciamo, la potenza di fuoco, cioè il numero dei posti letto e proprio domani attiveremo altri 5 nuovi posti letto di terapia intensiva. Per cui siamo passati, quindi passeremo dai 31 posti attuali a 36. Tra l'altro abbiamo anche attivato in questi giorni una sala operatoria Covid in cui trovano in collocazione 3 pazienti in ventilazione, quindi ventilati. Quindi alla fine arriveremo a 39 posti letto di terapia intensiva, un numero sostanzialmente che è quasi raddoppiato rispetto a quella che era la prima ondata, che pensavamo fosse stata molto pesante già allora. In realtà i numeri sono purtroppo raddoppiati in termini di pazienti, in termini di gravità. Ecco, le notizie che ci arrivano insomma non sono sicuramente buone e soddisfacenti e se mi fa pensare anche il fatto che abbia detto sono il doppio rispetto alla prima ondata e alla prima ondata ne siamo usciti a maggio, è vero anche che, metà maggio, è vero anche che esistono i vaccini adesso e sappiamo che con i vaccini sono state abbattute tantissimi contagi, soprattutto nelle case di riposo e tra i sanitari, però probabilmente è anche fin troppo ottimistico pensare di uscire a metà aprile.
in questo momento? Io credo che non conviene fare previsioni, è impossibile, stante la situazione attuale, prevedere delle tempistiche. Quindi stiamo lavorando appunto giornalmente e rivediamo i numeri anche giornalmente. Ecco, Tra l'altro, tanto per sì, capire, tra l'altro posso dire anche, scusi se aggiungo, prego. che grazie veramente alla vaccinazione, no, che è stata portata avanti prima sulla parte degli operatori sanitari, abbiamo raggiunto un livello di vaccinazione tra gli operatori sanitari molto elevata, che ha permesso di abbattere drasticamente il medici, infermieri e OS che durante la seconda fase, sì, durante la seconda ondata invece erano abbastanza elevati. Questo ha permesso e ci permette di recuperare queste risorse umane che sono estremamente importanti in questa fase. Quindi la vaccinazione è stata ed è veramente positiva per permettere tutto questo, insomma. Ecco, lei ha anticipato, diciamo, una delle mie domande, che era quello appunto se c'è il personale comunque, se è reperibile questo personale. Sappiamo che dappertutto, insomma, ci sono problemi di organico, invece mi pare di capire che in rianimazione avete la possibilità, ecco, di poter usufruire del No, personale. diciamo che la situazione attuale è quella che quella parte di personale che durante la seconda fase era rimasta, come tutta la popolazione appunto contagiata, adesso è rientrata. E grazie alla vaccinazione non ci sono nuove uscite, ma siamo in carenza di personale perché puoi immaginare che a parità di risorse umane abbiamo raddoppiato l'attività di terapia intensiva, ma non solo di terapia intensiva, anche della semi-intensiva, che rappresenta, costituisce un'importante parte nella gestione del paziente affetto da polmonite Covid. Tra l'altro, per permettere di svolgere questa attività massiccia, siamo stati costretti, le direzioni sono state costrette a ridurre l'attività operatoria, l'attività programmata ai minimi termini, proprio per recuperare delle risorse umane e indirizzarle verso questa parte importante della pandemia. Ecco, sappiamo anche, notizia di oggi, che le attività chirurgiche non urgenti sono state sospese in tutti gli ospedali del Friuli Venezia Giulia, proprio perché non si riesce a sostenere un po' tutto il sistema che si è messo in piedi per dare una mano alle aree Covid. Bassi, l'età delle persone si è abbassato, quelle che arrivano in rianimazione, o è sempre uguale? E soprattutto magari qualcuno che prima si parlava nei precedenti mesi di persone che avevano pluripatologie, adesso magari c'è qualcuno che ha meno patologie e che comunque va in rianimazione? Allora, dal punto di vista epidemiologico, se l'età media nel corso della seconda fase, cioè della fase di ottobre, novembre, dicembre, l'età media era di circa 72 anni, no? Che più o meno corrispondeva a quella della prima ondata del mese di marzo. Abbiamo notato che dal mese di febbraio, da metà febbraio in poi, l'età media in effetti si è ridotta. Nelle terapie intensive, almeno in quelle che gestiamo noi, direi che quasi un terzo dei pazienti ha un'età inferiore ai 60 anni, sostanzialmente un'età compresa tra i 50 e i 60 anni. Quindi ogni 3 pazienti ricoverati, uno ha un'età che va dai 50 ai 60. Si tratta di tutti pazienti quindi giovani,
tutti con vita attiva, continuiamo a registrare comunque persone che hanno alcune comorbidità, non così severe come quelle del paziente anziano. Devo dire che la comorbidità che continuiamo a verificare, che è sempre molto frequente, la prima in assoluto è sovrappeso e l'obesità. Abbiamo riscontrato, abbiamo veramente ricoverato un numero elevato, anche diciamo in giovane età, quindi sotto i 60 anni, di pazienti con sovrappeso oppure pazienti obesi, che è una malattia sociale ovviamente, Certo. pazienti che comunque stanno bene normalmente, ma questo dimostra che anche probabilmente dovremo cambiare anche un po' le nostre abitudini Sì, di vita. esatto, bisogna cambiare lo stile di vita per prevenire. Quanto mai è fondamentale la prevenzione, ecco, ci deve insegnare anche questo, questa pandemia, alla fine, quando finirà, speriamo al più presto. Io la ringrazio Bassi per questo suo intervento e le auguro una buona serata e soprattutto buon lavoro, se può portare un saluto a tutti i suoi colleghi, ecco, da parte non solo Grazie, della nostra redazione ma credo anche di tutta la popolazione. grazie. Grazie mille. Bene, noi andiamo in pubblicità e poi ci collegheremo, sentiremo la voce di chi assiste tutti i giorni i poveri o ancor meglio i nuovi poveri. Pubblicità. Eccoci tornati in onda con Screenshot dopo la pubblicità un po' più lunga del solito, a dire la verità, per permettere anche di ripristinare un collegamento che era caduto, però ce l'abbiamo. Dovremmo avercelo. Paolo Zenarola, vice direttore della Caritas di Udine, vediamo se riusciamo a vederci, eccoci qua. Buonasera. Non sento bene l'audio però in questo momento, vediamo se riusciamo a vedere, a sentirlo. Ecco che sta facendo delle prove. Mi sente? Non mi sente in questo momento. Allora chiedo alla regia in caso di ripristinare l'audio. Ne abbiamo sentito prima anche il commento di Flavio Bassi, che era il primario dell'anestesia di Udine, che ci ha detto insomma, che la situazione è più grave di quella che pensavamo, con posti di terapia intensiva veramente occupati al massimo, tant'è che aumenteranno anche da domani 8 posti proprio in rianimazione. Allora, mi dicono di andare avanti intanto perché stiamo cercando di ripristinare l'audio. Io direi anche, se in caso la regia è d'accordo, in attesa di ripristinare l'audio, poi andremo in caso avanti un po' di più con la trasmissione, se riusciamo a mandare anche il primo servizio del giorno, che un po' riassume un po' il tutto, questi vaccini nelle aziende, con l'accordo che è stato sottoscritto oggi tra Gelmini e il governatore Federica, e c'erano anche presenti i capi ecco, mi dicono di sì, anche i presidenti degli industriali. Allora, vediamo se riusciamo a mandare questo servizio e poi vediamo se riusciamo a collegarci finalmente con Zenarolla. Andiamo col collegamento, allora mi dicono. Torniamo indietro, vediamo se riusciamo a collegarci con Zenarolla. Mi sente? Io vi sento. Oh, perfetto, ok, bene. Alle volte il telefono aiuta. Sì, i vecchi mezzi di una volta. I vecchi mezzi di una volta, dove non ci arrivano Skype, Zoom o Meet senza fare pubblicità, l'ho detto tutti quanti, arriva il telefono. Bene, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, Zenarolla, qual è la situazione che voi state riscontrando alla Caritas? Ma allora, noi, ecco, come è stato già detto in trasmissione, il tema è sicuramente un tema sanitario e quindi questo è il centro del problema, e anche in questi giorni lo stiamo vivendo con questa accentuazione. Però evidentemente per le caratteristiche, per la diffusione di quello che stiamo vivendo, ci sono delle ricadute dal punto di vista socio-economico e anche dal punto di vista psicologico che sono di assoluta rilevanza, no? E anche tutte le precauzioni sanitarie che devono essere prese impattano in maniera diversa sulla popolazione
sulle persone in funzione di quella che è la loro condizione personale e familiare. È evidente che insomma stare a casa per chi non ha casa non è facile, per chi ha bisogno di assistenza stare a casa e essere isolati significa essere in una condizione di fragilità, quindi emergono e si fanno più pressanti un po' tutte quelle condizioni di disagio che in qualche maniera sono già presenti nella nostra comunità, no? In questo tempo tutto questo per alcune fasce della popolazione diventa praticamente insostenibile. Penso alle persone con disabilità e quindi alle famiglie che hanno persone con disabilità. Sì. Quando si parla di disabilità sono sia gli anziani che i giovani, per esempio. Zenarolla, quello che le chiedo, anche se sono subentrate anche nuove fasce sociali, di classe sociali, magari con il fatto che tante persone hanno dovuto chiudere, magari i ristori non li bastavano, hanno dovuto chiudere delle attività e magari sono venuti direttamente a chiedervi aiuto. Allora, sicuramente quest'anno anche i dati dell'Istat che sono stati presentati i giorni scorsi dicono che è cresciuto di 1 milione il numero delle persone delle famiglie in condizioni di povertà estrema, e portando al 10% della popolazione, peraltro, il che dice di una situazione dal punto di vista socio-economico assolutamente grave. Anche qui non sono cose che si vedono forse, no? Ad un occhio disattento, però sono sempre di più le persone che si affollano per cercare aiuto non nell'acquisto dei supermercati, ma nella distribuzione degli alimenti delle associazioni caritative, delle associazioni di volontariato. Sono sempre più le persone che chiedono di poter essere aiutate a pagare la bolletta alla fine del mese, nonostante ci siano degli interventi di ordine anche economico significativi. Non si può dire che insomma l'ordinamento repubblicano della nostra Italia, dal governo fino ai singoli comuni, non stia cercando di far fronte, ma la situazione è sicuramente molto grave da questo punto di vista, e anche qui coloro che erano già in una condizione di fragilità economica, quelli che vivono di uno stipendio fisso, di un reddito, di un monoreddito, coloro che hanno impegni per il pagamento della casa, di mutui, sono persone che immediatamente si sono trovate in crisi in questa situazione. Ecco. Zenarolla, le chiedo, chiedo anche alla regia, a Francesco Snidero, che ha avuto la pazienza e ha ripristinato tutti i collegamenti di oggi, e lo ringrazio, se possiamo andare avanti ancora per 3 minuti, 2-3 minuti magari li faccio. Ok, grazie Francesco. Allora, chiedevo Zenarolla quali tipo di servizi anche voi state cercando di dare e se avete implementato i servizi in questo anno di pandemia. Noi abbiamo cercato di rispondere anche in collaborazione, devo dire, e con supporto straordinario ovviamente delle diocesi, della CEI, che attraverso i fondi dell'8 per 1000 ha messo a disposizione anche delle risorse straordinarie aggiuntive. Abbiamo fatto un'azione a sostegno dei costi e delle spese che le persone, le famiglie non riuscivano a sostenere. Abbiamo speso nell'arco di 3 mesi e mezzo nell'autunno, quando ci sono stati messi a disposizione circa 300.000 euro di fondi che sono stati erogati soprattutto per pagamento di affitti, di bollette, per l'aiuto nell'acquisto di strumenti anche informatici per i figli, no? Nella ripresa scolastica, e per acquisti alimentari. Poi sicuramente, come un po' nella nostra attività ordinaria, un'attenzione particolare a quelli che sono sempre state le persone più fragili, le persone che vivono in strada, quindi abbiamo potenziato il servizio della mensa, abbiamo potenziato i servizi di accoglienza residenziale come il dormitorio e tutti un po' i servizi che aiutano a essere supportate le famiglie e le persone che vivono in strada. Ricordo per esempio un impegno imprevisto, anche perché un po' nascosto, no? Per tutte le famiglie di giostrai, di circensi, di operatori dello spettacolo viaggianti, degli spettacoli viaggianti, che sono rimasti molte volte bloccati, ha fatto anche un po' notizia, no?
Certo. circo che era stato bloccato prima alla Tisana, poi a San Damiano. Ecco, sono quelle situazioni lì. Poi un terzo fronte sicuramente che ci ha visto impegnarci per quanto ci è stato possibile e lo continuiamo ancora a fare come una nuova forma di povertà è proprio quella di questo grosso disagio delle famiglie nei confronti della gestione dei figli. Certo. Ci sono famiglie che si trovano in gravissima difficoltà, no? Perché conciliare i tempi di lavoro, di cura, le risorse finanziarie sono molto limitate, non c'è la possibilità di prendere degli ausili di supporti, di babysitter o qualcosa Ci sono del genere. varie dinamiche, Zenarola. Questi sono un po' i tre fronti. Certo, I tre fronti allora io devo chiudere, Zenarola, perché il tempo è tiranno in questo caso, siamo andati un po' oltre, però mi faccio magari portavoce di un messaggio che magari vorrebbe lanciare lei, di non aver vergogna, se c'è bisogno di aiuto voi ci siete, ecco, questa è la cosa fondamentale, è il momento per chiederlo, insomma, senza nessun problema, sappiamo che i friulani sono fatti in un certo modo, però voi ci siete, state dando una grande mano, insomma, va bene? Ecco, mi sento di dire che ci siamo noi e ci sono moltissime altre realtà associative di volontariato come noi, Esatto. siamo in tanti che siano impegnati. Esatto, per questo abbiamo cercato di fare questo tipo di servizio oggi chiamandola. Io la ringrazio, Zenarola, di tutto e le auguro buona serata. Arrivederci, grazie a tutti voi. Bene, noi ci vediamo domani sempre con Screenshot 19:45, non mancate. Arrivederci.